Giovanna Sajeva, questa sera Gran Galà dedicata alla Via degli Aromi. Siamo verso la terza fase del progetto. Sì, questa sera si conclude una prima fase della progettazione, mentre la Via degli Aromi proseguirà con Agrigento Capitale della Cultura con tutta una serie di incontri insieme all'azienda Airone SRL del dottore Gianfriddo, e poi continueremo le attività sia in campagna che in laboratorio all'interno dell'associazione. Noi abbiamo voluto e vogliamo anche con questa serata concludere un primo momento e presenteremo i lavori che abbiamo fatto nell'ultimo anno, e poi invece transitare questo progetto e regalarlo alla città, perché continueranno le attività sempre all'interno dell'associazione. Un'attività particolare portata avanti dai ragazzi che voi assistite? E sì, sono portati avanti da alcuni ragazzi che noi assistiamo, sono portati avanti da altri ragazzi che vogliono partecipare e hanno partecipato in maniera appunto libera, e soprattutto da parte dei nostri operatori, e abbiamo avuto anche dei validissimi volontari che si sono uniti a noi e sono stati un aiuto veramente Che prezioso. bilancio fare di questa esperienza? Noi facciamo un bilancio positivissimo, non perché veramente abbiamo raggiunto grandissimi obiettivi e inesperati. Abbiamo voluto regalare la normalità a tutti i ragazzi che hanno partecipato con noi. La Sajeva Ollus è un'associazione leader nel settore dell'assistenza a disabili, anziani e minori. L'associazione è un'associazione di servizi per tutti, ci piace pensarla così, con tanti professionisti validissimi a disposizione totale del nostro territorio, affinché il nostro territorio possa crescere sempre. Collaborati da uno staff valido. Sì, noi abbiamo veramente degli operatori in cui noi poi la festa di gala è nata per ringraziare il lavoro che tutti gli operatori hanno fatto e fanno non per l'associazione ovviamente, ma per il territorio e per tutte le persone che hanno aiutato a migliorare la propria vita. Momento di condivisione e di gioia, insomma. Assolutamente sì, vogliamo proprio renderlo vivo questo momento, proprio unendoci e stando insieme. Emanuele Gianfriddo, oggi serata di gala dedicata alla Via degli Aromi, un progetto sicuramente molto particolare e molto interessante. Finalmente dico inizia a prendere piedi questo particolare progetto che ha interessato anche l'associazione Onlus Sajeva. Siamo molto felici perché i ragazzi hanno la possibilità di poter lavorare le erbe aromatiche e soprattutto di poter aiutarci in quella che si chiama, diciamo così, la partecipazione all'attività e l'inserimento nel sociale. Voi avete messo a disposizione la vostra azienda agricola. Sì, oltre all'azienda anche l'esperienza dei nostri collaboratori, i quali hanno collaborato, diciamo così, costantemente con i ragazzi e con l'associazione per realizzare appunto questo progetto. È stato un work in progress costante finché sono già ben visibili questi sentieri che in qualche modo coltivano i ragazzi ed è un piacere vederli. Ecco, come operare. tecnico cosa avete fatto in particolare? Nella parte tecnica, considerato che la nostra è un'azienda agroecologica, diciamo, ha preso tutte le erbe aromatiche già selezionate e piantate con il vecchio sistema, cioè con piccole piantagioni di fichi d'India sotto, insomma, per creare una resistenza alla siccità dell'acqua, e quindi abbiamo dato, diciamo, un metodo alla coltivazione. E ci aspettiamo tendenzialmente dei buoni frutti e quindi, diciamo, una buona raccolta di queste erbe aromatiche nel tempo che seguirà. Quindi da qui la serata, diciamo, per condividere un po' questi momenti. I momenti sono sicuramente di tipo culturale, sono sicuramente di tipo ricreativo, ma danno in noi il senso della vicinanza a questa associazione che in qualche modo si è distinta per lungimiranza nel credere nella possibilità di inserimento di questi giovani ragazzi. Allora, questa serata è una serata veramente importante perché diciamo che sarà l'atto conclusivo di un'esperienza meravigliosa, sarà un coinvolgimento emotivo, ci saranno tantissime sorprese ed è un progetto che vi preannuncio che continuerà. Una serata particolare che vedrà vari momenti, diciamo, non solo di spettacolo ma anche di condivisione. Sì, molta condivisione e infatti saranno presenti le famiglie dei ragazzi con cui abbiamo in questi mesi fatto il progetto, ci saranno comunque anche altri ospiti e quindi sarà veramente coinvolgente
è molto emozionante. Un'esperienza positiva allora. Molto positiva. Personalmente io mi sono arricchita molto professionalmente, ma molto umanamente. Assessore Vullo, serata conclusiva del progetto La Via degli Aromi, un esempio, come diceva lei nel suo discorso, un esempio importante di fare a rete. Con la rete si va avanti? Assolutamente sì, il progetto La Via degli Aromi che abbiamo sposato circa 2 anni fa, oggi arriva alla sua conclusione, ma in realtà è la sua partenza, nel senso che il progetto continuerà grazie al supporto della Saieva, grazie al supporto degli attori privati che hanno contribuito in maniera straordinaria, al dottore John Briddo con la sua azienda che ha dato veramente un importante contributo, e perché no al Comune di Agrigento che dovrà attivare quelle che sono le politiche sociali giuste per far sì che questo progetto possa continuare nel tempo e regalare azioni solidali, regalare politiche attive sociali, nel senso che attraverso gli aromi si può costruire un percorso di solidarietà, di inclusione e dare l'opportunità a chi non può, perché no, di fare bene e di poter trovare attraverso questo progetto una opportunità non solo di lavoro ma anche di sviluppo sociale, di inserimento in quel percorso cittadino che a volte manca, e quindi siamo felici di partecipare a questo evento e di dare il nostro contributo. Allora, ci troviamo questa sera proprio per festeggiare una serata di gala e per fare anche il punto della situazione, un anno di bilanci, proprio siamo, la convention e la serata di gala proprio rappresenta un punto di incontro tra tutti gli operatori che hanno lavorato in Saieva Onlus, che si sono impegnati e grazie a loro abbiamo erogato tantissimi servizi. Quest'anno abbiamo fatto tantissimo e anche il distretto sociosanitario di Uno dal mese di novembre al mese di febbraio ha emesso 8 bandi per quanto riguarda le domande per l'assistenza alla disabilità, all'assistenza domiciliare, quindi noi siamo molto contenti di questo risultato e quindi cerchiamo sempre di più di dare sempre maggiori servizi alle persone che hanno bisogno, di essere un punto di riferimento, un punto fermo per la città di Agrigento e non solo, perché noi lavoriamo anche a Caltanissetta e lavoriamo anche in altre province, in altri comuni, quindi è qualcosa di importante quello che realizziamo e quello che cerchiamo di fare sempre meglio. La Via degli Aromi è realizzata grazie anche a questi ragazzi che voi assistite? Sì, la Via degli Aromi è un laboratorio, è un progetto europeo che effettivamente coinvolge tantissime persone e quindi diamo la possibilità anche di fare delle attività laboratoriali e quindi di avere un punto di riferimento per le famiglie, per questi ragazzi, per l'integrazione e quant'altro. Che esperienza è stata sul campo? L'esperienza è stata molto importante perché questa sera vedrete un po' che abbiamo preparato dei sacchettini per degli aromi e poi tra l'altro un'altra cosa, ad Agrigento in Sicilia la vegetazione, gli aromi che abbiamo noi in Sicilia è effettivamente qualcosa di unico al mondo e quindi dobbiamo anche valorizzare quello che abbiamo.